No, I'm not a writer. Zingaraggio al faro e io sono qui e sai che ho trovato? Ho trovato Andrea, un altro singano. Ciao, nuovo su YouTube. Devo ancora cominciare i video sul canale, sono già su YouTube. Ma un altro singano intendo, un altro full timer, perché adesso o dopo, perché siamo in pausa vinello, andiamo a vedere il mezzo del ragazzo. Aspetta, cos'è che avevamo detto? Stavamo parlando del furgone. Ti stavo parlando del perché ho scelto il furgone piuttosto del camper. Ok, beh. E l'acqua dov'è che l'hai ciuli te? E l'acqua vado all'area di sosta o se no in autostrada, quando mi fermo, usando spesso l'autostrada mi fermo. È gratis là, no? Gratis. Buono, grazie. O nelle aree di sosta ovviamente gratuite. E non voglio pagare per l'acqua, bene di tutti. Porca troia. Penso che sia giusto non pagarlo. In culo ai distributori, sino ai parchi, così. Sì, la prima Fontanelle d'Italia, classica app da full timers camperisti. Le ha sempre cannate tutte, a me il Fontanelle d'Italia. Porca a troia. Padova me le cannava tutte, a Verona qualcuna ancora. Qua a Jesolo e dintorni proprio 000. O se no col vecchio camper andavo, se non riuscivo ad arrivare col furgone andavo a caricare la tanica e dopo con l'imbuto caricavo. Adesso furgone insomma. Adesso furgone perché mi sono fissato perché rispetto all'Italia, americani hanno questa cosa del furgone, puoi camperizzarlo senza aver bisogno di fare le omologazioni o comunque te le passano facilmente. Quindi è pieno, se si cerca, è pieno di full timers americani o inglesi, quello che sia. E allora ho detto, guardandoli, mi piaceva questa cosa del furgone piuttosto del camper. Io ho avuto 2 camper, però essendo vecchi e tutto, poi ho trovato questa cosa un po' più nuova, ho detto ma sì, prendiamo il furgone ed eccoci qua. Preso oggi fresco di... Figata? Fresco stamattina. Digli, l'hai già battezzato? Battezzato, chiamato Furgo. Furgo, è Furgo, buono ragazzo, buono. Il mio è la vastità del cazzo e me ne frega, ma era troppo lungo. L'ho rinominato Yuri Mobile, così è più pratico. Sì. E adesso, dai, andiamo a vedere il tuo. E 3, e 2, e 1. E benvenuti. Ciao Fufo! Lei è Kenya. Ciao Kenya, piacere, saluta. Ciao, buongiorno. Da considerare che è tutto un cantiere, vero? Appena preso. È il primo giorno proprio? Primo giorno. Yeah. È ancora un cantiere. C'è una porta aperta e varie c'è anche il bagnetto. E varie cose in mezzo. Quindi proprio completamente camperizzato, insomma. Letto castello. In più, aspetta, tu apri la porta, puoi aprire anche la porta. Io apro le porte e vado dietro. Figata, cioè ti fai la doccia con la tega fuori, cioè sì, che si affaccia al mondo. D'estate. Fantastico. La serie, come dice Yuri, la vastità del cazzo che me ne frega. E io posso pisciare un cielo libero. Espressa in pratica, eccellente. E qua c'hai 2 letti che però dicevi. Però dicevo che questo qua non lo utilizzerò, quindi lo levo e utilizzerò solo quello sotto che diventerà la cuccia di Kenya. Quindi consiglia al ragazzo per la parte sopra come organizzarla, cosa ci può essere, magari dei cassettoni, non so. Ci saranno dei cassetti perché questo qua penso che verrà rimosso senza Perché penso, dici? perché così io posso crearmi una panca lunga per tutta la lunghezza fino al sedile. Sì. Il tavolo lo tirerò fuori dalla panca stessa. Sì. Di conseguenza ho una panca qua per sdraiarti, può diventare dici? anche letto, sì. Posso sdraiarmi e il tavolo? E il tavolo io me lo tiro fuori e me lo piazzo qua quando devo mangiare. È un compromesso giusto per avere più comfort. Diciamo che se voglio, perderei 2 cassetti, però questi qua li recupero mettendoli dentro, alzando la panca come sì. Se no ho anche un gavone qua, però ci stanno cose a volontà, però buono, cazzo. a differenza di un camper lo spazio è limitato e più leggero. 100 cavalli tra l'altro. 103 cavalli. 103, beh allora c'è la potenza estrema qua. Porca miseria. I picci da aggiustare, dai. I pizzi da aggiustare, ma ci sono sempre pizzi da aggiustare nella quando vita. si compro le cose usate, però bisogna dire che il ragazzo intelligentemente, secondo me, intelligentemente ha detto prendiamolo col bombolone.
Quindi sì. insomma, per chi ci vive, ripeto, è un gran cazzo di costo, cioè mantenere d'inverno un camper a bombole, ragazzi, ha il suo costo. Col bombolo, cioè piuttosto mettiti il webasto se vuoi risparmiare. Se vuoi risparmiare ancora di più, quando possibile, c'è il bombolone come abbiamo noi. Esatto. Sì, e te per il gas ti ha rotto i coglioni qualcuno mai? No. No. No, attualmente no. Ah. Poi avevo sempre le bombole da Ah, ok, questo è il primo col bombolone. Ok, allora avvisiamo per chi magari può essere interessato, per chi sta per prendersi il camper col bombolone, può essere che trovi molti distributori che non vogliono farti il gas sul camper. Questo per un discorso più burocratico, diciamo un discorso di accise, perché il gas che ti vendono al distributore va utilizzato solo per il motore, ossia solo per la trazione, non per il servizio o per altre cose. Però insomma su 10 ti anticipo anche a te 3 te lo fanno, Okay. Hai capito? Una volta che hai trovato i tuoi 3, che sei in una zona, vai da loro. Io l'ho quindi... ricaricato oggi senza problemi, appunto, ero vicino a casa e lavoro anche vicino a casa dei miei, diciamo, perché Sì. dato che sono full timer diventerà questa casa mia, e non me l'hanno fatto senza problemi. Bene, però sai, se sei in giro, quando sei a metà pieno inizia già a cercare, Inizia perché già, sì. Ragazzo qua che sembra magro, ma un culo che va da qua a là, ha trovato due basto a 200 euro. Su subito.it. Perché di quella troia. No, basta guardare, ragazzi, se state tutti i giorni vi massacrate le cose, trovate. Poi però dire palle. posso No, dire sì, c'è proprio un canale scurrile proprio per la libertà di parola. È Sì. Vi rompete le palle tutti i giorni a cercare, vi mettete Webasto, vi mettete il prezzo che volete voi, da 0 a 500 euro, e mi è venuto a fare questo Webasto. Chiaramente poi sta a voi parlare con un venditore, farvi vedere che funziona e scegliere voi se prenderlo o no. Io ho avuto culo e funziona, sto aspettando che mi arriva e sabato verrà montato e vi dirò il funzionamento, perché Molto culo, cioè no culo, cioè culo, enorme. insomma. Alle prese per aprire il balcone. Esatto, così Non si vede. perché? Così, piano, quando sono vecchi, piano adesso qua, tira giù piano e lo accompagni dentro, c'è una sorta di binario, però dagli più spazio in giù, piano, fagli sempre così, anche di là, e buttagli dello svitol. Anche a te con i balconi da casa, no? Eh sì, che sono uguali, mi pare. Sì, infatti identico al mio, se io... forse così, no, ma neanche, perché questo... È agganciato lì. L'ho agganciato io prima perché erano sganciati. Eccolo qua, questo è attaccato qua, vedi qua sotto, quindi c'è da far così e tirarlo un po' in fuori. Cose strane, ragazzi. Vedi, queste le cose che chi prende un camper nuovo, cioè usato ma nuovo, nel senso che insomma c'è sempre qualcosa, ma anche il mio, cioè io appena ho cosato mi si è sputanata tutta quella grande, capisci? Ma è normale, perché d'altronde. Però poi è chiaro che se uno anche lo usa ogni tanto, poi la roba si accumula lo sporco e il freddo, il caldo e tutto quanto. Magari solo smontandolo, adesso vediamo come procedere. Comunque vedrete piano piano la E là dentro? personalizzazione. Qua dentro non lo so, ci metterò i vestiti. È un porta qualcosa. È un porta oggetti, vestiti. Sì, buono, grazie, porta qualcosa. Qua ce ne sarà un altro, adesso vedremo come lo facciamo fare da qualcuno, perché nonostante io sia bravo, qua bisogna studiarsi qualcosa. È lui il regista, cioè è lui che sta registrando, cioè voglio dire, è già stato assunto, capisci? Poi qua c'è Il pannellino, l'hai già imparato, te l'ha spiegato, ma era di una signora questo? Era di una signora, unico proprietario, però anche la signora non sapeva un cazzo. Sapeva, però guarda, io sempre l'ho usato così, ma non sapeva dirmi. Vabbè, per chi compra un coso nuovo, di solito comunque questa è l'interruttore generale delle luci, la pompa dell'acqua, le ventole, cos'è sta roba per la cucina? Questo qua è il frigo. Ah, il frigo, bravo. Sentiamo. Ah, ma è a compressore? Ah, Questo è il frigo. ok. E 12 volt? 12 volt mi comanda, mi fa andare la truma. Abilita la corrente a... Abilita la corrente all'aria e al boiler. Understand. Non so perché solo quello. Qua l'acqua, la corrente, no, sì, acqua e corrente. Sì, quello c'è in tutti, tu schiacci il bottoncino, ti dice il livello della batteria e il livello dell'acqua.
Sì, sei in riserva. d'acqua. Sì, acqua. E niente, non funziona vabbè. il termostato, che è quello che E mi su c'è il interessa. letto basculante. E sopra che- c'è il letto Che basculante. per chi non sa, il letto basculante praticamente è un letto che tu prendi e tiri giù, è molto usato soprattutto nei furgoni, nei furgonati, è un matrimoniale alla fine. Beh sì, dai, sì. Facciamolo vedere. Vuoi?